Professor Feltrin, oggi avete presentato il nono rapporto sulle libere professioni. Quali sono i dati e le tendenze che caratterizzano oggi il mondo della libera professione? Ma l'idea è che siamo di fronte a un po' di chiaroscuri dovuti al fatto che, essendo passato un quarto di secolo, con l'occasione di oggi si è cercato di fare un bilancio di che cosa il XXI secolo è diverso dal XX. E la prima conclusione è che è il secolo del terziario, cioè l'industria è in calo ovunque e continuerà a calare. So che si rischia di essere presi per uccelli del malaugurio, però questa è la realtà. L'industria rischia di essere l'agricoltura del XIX secolo, sta già calando a 10 punti ogni 10 anni in vari paesi. E quindi la domanda è: da che cosa è sostituita? Cioè, in che cos'è il futuro? Ecco, il futuro è fatto di terziario. All'interno del terziario, di terziario avanzato, e per avere terziario avanzato ci vogliono alte professionalità e professioni, libere professioni, quindi sotto questo profilo il futuro è roseo. Anzi, il vero problema è come alimentare una domanda di alte professionalità e professioni in crescita enorme e che il nostro sistema universitario non riesce a star dietro, a produrre in adeguato. Produce solo la fascia altissima e non tutta la fascia media, medio-bassa che servirebbe. E questo è un tema a cui la politica deve rispondere se vuole essere adeguata ai cambiamenti del XXI secolo. Il secondo tema è questo: non esiste più il libero professionista tradizionale, ovvero non esiste più, sta scomparendo, sta declinando, mettiamola in qualsiasi altra voce. Qual era il libero professionista tradizionale? One single man, al massimo con una segretaria, che faceva tutto lui. Ecco, questo modello qui è finito, o sta finendo, e al suo posto c'è il professionista imprenditore. C'è Steve Jobs che nel garage di casa inventa, no? Apple, no? Ecco, in questo senso, tra l'altro, sono anime creative. Steve Jobs è una classica anima creativa. Ecco, di queste competenze, di queste qualità, il mondo professionale del XXI secolo avranno bisogno in quantità enormi, no? Quindi alta scolarizzazione, alte professionalità e professionisti, imprenditori in grado di fare impresa. Cioè, lo studio professionale del futuro è uno studio professionale di medie e grandi dimensioni, e già si vede, medie e grandi dimensioni. Già oggi gli studi professionali stanno crescendo, anche in Italia, no? Allora, è questa tendenza che non va demonizzata. Mentre da noi si tende a dire: ah, non è più il libero professionista. No, va capita, va compresa e va fatto in modo di dare le giuste politiche, i giusti incentivi a chi va in questa direzione.